Bentornati sul nostro canale. Oggi è giornata piovosa, per cui abbiamo sospeso i lavori in vigna, quindi non andiamo avanti con la potatura, la stracciatura e la legatura e ci dedichiamo a quelli che sono i lavori che facciamo in genere quando piove e quindi quando non possiamo stare in campagna. In pratica in giornate come queste andiamo a fare tutti quei lavoretti che non sono così urgenti e quindi non hanno la priorità rispetto ai lavori di campagna, ma comunque sono importanti nell'economia della nostra azienda, nei vari appunto lavori che dobbiamo comunque portare avanti e quindi li rimandiamo e ce li teniamo buoni per appunto queste giornate uggiose, piovose, che non ci consentono di appunto affrontare la campagna perché appunto sta piovendo. In pratica cosa andiamo a fare oggi? Abbiamo principalmente 3 lavoretti, abbiamo un po' di manutenzioni da fare. Abbiamo da ridurre con la troncatrice la legna che abbiamo tagliato e dobbiamo fare a pezzetti e abbiamo pensato anche di tirar fuori il 10.000 con il braccio del cespugliatore e andare a fare un po' di pulizia delle scarpate. Adesso io sto preparando la ingrassatrice in modo tale che adesso appena arriva il papà con l'Andini 10.000 ingrassiamo il braccio di cespugliatore e lo prepariamo pronto per andare a fare la pulizia delle scarpate. Mentre invece Geremia si sta dedicando alla riduzione della legna, quindi ha in dotazione la troncatrice e la sta tagliando in modo tale da ridurla a dimensione poi da buttare in caldaia e scaldarci per i prossimi inverni, e dopo la carica sul muletto. Ecco, adesso abbiamo ingrassato il braccio, quindi l'abbiamo reso pronto al lavoro. Adesso ci dirigiamo nell'appezzamento dove dobbiamo andare appunto a fare la pulizia della scarpata. L'idea sarebbe quella appunto di venire a fare la pulizia di questa prima scarpata. Come vedete c'è molto sporco, molta erbaccia e quindi veniamo a creare un po' di ordine, e poi abbiamo anche questa da fare tutta. È molto importante tenere pulite appunto le rive, le scarpate, soprattutto nel caso come questo dove abbiamo il vigneto proprio qua. Abbiamo questa fila piantata sul confine, in modo tale che poi tutte queste erbe vengano controllate in modo tale anche da avere una qualità e una salute migliore delle nostre uve. Questo ovviamente non è un lavoro direttamente produttivo, però è coadiuvante alla produzione, cioè ovviamente avere le rive, le scarpate pulite e ordinate porta poi ovviamente, come abbiamo detto, alla qualità, quindi a minore umidità sull'uva e ovviamente anche facilità di manutenzione del vigneto, perché ovviamente si riesce poi a fare i passaggi a piedi in modo abbastanza agevole. Questo è il classico lavoro che facciamo anche quando piove, perché ovviamente avendo un trattore cabinato ci consente di rimandare questi lavori per quelle giornate piovose, quelle giornate che non riusciamo a stare in campagna a potare, legare, stralciare e fare le manutenzioni in genere ai vigneti, e quindi questi lavori li destiniamo a giornate come questa. Quando si usa questo attrezzo bisogna avere un po' gli occhi un po' dappertutto, perché ovviamente si ha uno sguardo laterale e quasi all'indietro, perché appunto si deve controllare che non ci siano impedimenti lungo il percorso, altrimenti si danneggia l'attrezzo ovviamente. Allo stesso tempo bisogna buttare sempre un occhio alla direzione del trattore, che non vada a creare problemi, andare su magari in terreni più accidentati o magari andare a contro ostacoli appunto con le ruote del trattore. Quindi bisogna avere un po' gli occhi aperti e stare un po' all'occhio.
vede bene la differenza. Ovviamente stiamo procedendo a passo lento con una marcia molto ridotta, proprio per questo lavoro va fatto a piano per permettere ai vari coltelli di trinciare in modo molto preciso le malerbe. Qua è evidente dove è già passato, quindi diciamo ha fatto un passaggio e ha trinciato l'erba, mentre nella parte più alta passeremo in un secondo passaggio chiaramente a pulire, e come vedete c'è l'erba bella alta, quindi una buona differenza tra le due fasce. Questo è il lavoro finito, quindi con tutta l'erba diciamo trinciata e anche tutto quelli che erano i piccoli arbusti sono stati eliminati. Ecco, avete visto un po' come siamo organizzati noi durante questi giorni di pioggia. Vi ringraziamo di essere stati con noi, di aver seguito il nostro video. Ci vediamo il prossimo venerdì con una nuova puntata. Vi lasciamo qui in fondo alcune schede che magari, se vi siete persi qualche video delle settimane scorse, potete rivederlo. E niente, ci vediamo il prossimo venerdì con una nuova puntata. Grazie ancora.